palloncini bianchi volati in cielo dal piccolo Massimiliano e in mezzo quel palloncino rosso, rosso come l'amore di mamma Adriana, questa donna straziata dal dolore per aver perso il marito e il figlio. A lei si è stretta oggi la comunità di Castello di Godego per sostenerla nell'ultimo saluto a Egidio Battaglia e al figlioletto di appena 2 anni e mezzo. Oggi lutto cittadino nel paese dove lo scorso 20 febbraio si è consumato il dramma di questo padre che non ha retto alla diagnosi di autismo del suo bambino. Prigioniero di una diagnosi mal comunicata o mal intesa che per lui era diventata un valico insuperabile. Nessun giudizio di fronte alle 2 bare bianche, solo umana pietà. Questa perdita, che ha colpito la nostra famiglia come una tempesta, togliendoci stabilità e certezza, ha rimarcato l'importanza della presenza reciproca, quella vera, che trascende dalla richiesta d'aiuto e non ammette alcun tipo di giudizio. In centinaia, all'interno e sul sagrato per affrontare insieme un dolore che è di tutti.